Bilancio di previsione 2014, un bilancio che verrà approvato inevitabilmente con grande ritardo. Si sono tenute nel frattempo le audizioni e quali problemi sono emersi? Ne parliamo con Piero Ruzzante. Beh, siamo in un ennesimo ritardo, siamo in esercizio provvisorio, erano più di 30 anni che non succedeva nel Veneto e la Regione Veneto sarà l'ultima regione d'Italia ad approvare il bilancio. Abbiamo ascoltato in questi giorni nelle audizioni consuete su bilancio e finanziaria tutte le associazioni, associazioni di categorie economiche, associazioni di volontariato, mondo dell'università, tutti i soggetti che contano in questa regione Veneto. C'è da più parti stato sottolineato il fatto di questo ritardo, cioè questo ritardo genera in qualche modo dei danni economici alle organizzazioni, alle aziende, alle imprese del Veneto. Quindi non è una questione puramente formale o di non rispetto nei confronti dell'opposizione o di non rispetto dello statuto della Regione Veneto. Si riverbera nei conti economici, nella situazione economica di questo Veneto. Se questo Veneto è più in crisi rispetto ad altre regioni, basti citare il dato della disoccupazione giovanile che è schizzata dall'8 al 24% in 3 anni, è la dimostrazione che questa regione si attarda a occuparsi di altre cose, come del referendum sull'indipendenza o altre cose che poco hanno che contano poco rispetto alle questioni che dovrebbero invece essere centrali nella Regione Veneto, cioè le questioni del lavoro, dello sviluppo, dell'investimento sulle giovani generazioni. Questo ci è stato rappresentato da tutte le associazioni economiche in queste ore.